Con il concerto per la Festa della Repubblica nei giardini del Quirinale, ma quest'anno la tradizione si adegua alle nuove regole sull'emergenza sanitaria. Luciano Gelfi. Il primo pensiero è alle vittime della pandemia e a loro che Sergio Mattarella ha voluto dedicare il concerto per la Festa della Repubblica, che andrà in onda alle 18:45 dai giardini del Quirinale. Musica con l'orchestra dell'Opera di Roma, diretta da Daniele Gatti, artisti a distanza di sicurezza, niente pubblico. Musica per un nuovo inizio, per guardare al dopo con speranza. Per il Presidente della Repubblica l'occasione per ribadire la necessità di ripartire insieme, unire gli sforzi, evitare le risse. Un 2 giugno segnato dall'emergenza sanitaria, annullati la rassegna militare e l'apertura dei giardini. Domani solo l'omaggio al milite ignoto, stavolta insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi Mattarella volerà a Codogno, dove è iniziato l'incubo della pandemia. Scelta simbolica come la presenza dello stesso Mattarella domani sera a un altro concerto a Roma all'ospedale Spallanzani, Centro Nazionale delle Ricerche sul Virus. Intanto migliorano i dati